È passato circa un mese da quando la comunità parrocchiale di Santa Margherita ha preso consapevolezza di quello che già c'era, cioè un danno alla facciata del santuario di Nostra Signora della Rosa che richiede un intervento urgente. Don Luca, a che punto è il progetto? Il progetto attualmente è in fase di aggiornamento, c'era già una bozza di progetto che era stata redatta a suo tempo perché la situazione del deterioramento della facciata era in costante monitoraggio. Certo, l'aggravarsi di questo stato di cose si è avuto nella fine del mese di novembre con l'inizio del mese di dicembre a fronte degli eventi atmosferici che hanno provocato diversi cedimenti degli intonaci e delle decorazioni della facciata. Quindi il progetto attualmente è in fase di ridefinizione, di riaggiornamento per poi poter essere consegnato alla sovrintendenza e dare avvio a tutto il procedimento. Vediamo transenne, vediamo una piccola impalcatura. Che provvedimenti avete dovuto prendere? Sono intervenuti i Vigili del Fuoco il 2 di dicembre per mettere in sicurezza parte della facciata perché era pericolante e hanno disposto per ragioni di sicurezza, perché chiaramente siamo nel centro di Santa Margherita e il desiderio è che nessuno si faccia male, un transennamento di tutto il sagrato a scopo precauzionale. Quindi l'unico modo che adesso abbiamo per entrare in Basilica dal sagrato è quella ponteggiatura che vedete alle mie spalle oltre ai due ingressi laterali, però tutta l'area del sagrato per motivi di sicurezza è ovviamente interdetta. Chiaramente ci sono state le feste, quindi un grande afflusso di fedeli in Basilica. Come l'hanno presa? Si sono resi conto che era una situazione alla quale mettere mano, si sono resi conto che la situazione adesso è diventata urgentemente da prendere in considerazione. Stiamo facendo rete, cerchiamo di coinvolgere le persone che si sono rese già disponibili per aiutare anche economicamente il lavoro di ristrutturazione della facciata, che sarà un lavoro ahimè molto oneroso, ma la disponibilità dei sammargheritesi, che non è mai mancata in questi anni, si sta già attivando proprio per fare rete di relazioni in ordine al completamento di un'opera che sta a cuore a tutti. Santa Margherita, come tutte le località, perde abitanti, anche le comunità evidentemente si riducono in numero, però le persone qui ci tengono alla loro chiesa. Ci tengono molto i residenti e ci tengono molto anche i tantissimi turisti e le famiglie che con le seconde case abitano Santa Margherita Ligure, in modo particolare da Pasqua in poi, soprattutto nel tempo estivo, e anche loro si sono resi conto della necessità di questo intervento.